Siamo con il canto numero 446. Terra tutta dà lode a Dio, canta il tuo Signore. Servite Dio nell'allegrezza, con canti di gioia andate a Lui. Terra tutta dà lode a Dio, canta il tuo Signore, poiché il Signore è nostro Dio, da Lui siamo creati e siamo Suoi. Terra tutta dà lode a Dio, canta il tuo Signore. Noi siamo il gregge che Egli guida, il popolo suo, gloria al Signore. Terra tutta dà lode a Dio, canta il tuo Signore. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la grazia del Signore Gesù, l'amore del Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Miei fratelli e sorelle, oggi siamo invitati dalla liturgia a considerare il comportamento di Dio con noi. Che cosa pensa Dio di noi, del nostro modo di vivere? Sono problemi, potremmo considerare, però penso io, non vale la pena che ci preoccupiamo di cose di Padre, e ci vuole un bene immenso. E allora quanto Lui propone è sempre la miglior proposta per noi. Dobbiamo cominciare a fidarci del suo amore per celebrare degnamente questa Eucaristia. Chiediamo la benevolenza del Padre e il suo perdono. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Diciamo, ti adoriamo, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo.
O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie, quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua via, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna
si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella mia vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, verso le 3, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 della sera, ne vide altri che se ne stavano. Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Disse loro. Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella mia vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: ma questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso dell'intera giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Oppure tu sei invidioso, perché io sono buono. Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, avete sentito che genere di parabola ci propone Gesù. Oggi la liturgia ci ricorda celebre espressione di Isaia: i miei pensieri, dice Dio, non sono i vostri pensieri. Le vostre vie non sono le mie vie. Realmente dobbiamo concederlo, c'è una distanza enorme, una distanza incolmabile tra Dio, l'essere infinito, l'essere irraggiungibile, e noi, le creature sue, tanto limitate. Eppure le nostre pretese non mancano. Guidati dal nostro orgoglio abbiamo l'impressione a volte di saperne più di Dio, di avere soluzioni ai problemi della vita migliori di quelle di Dio. A volte ci chiediamo perché avviene questo, perché succede quello, perché le cose vanno in quella data direzione, perché Dio non interviene a frenare le nostre pazzie, le nostre guerre, le nostre disgrazie, perché il nostro pensiero si rivela davvero infantile quando pretendiamo di insegnare a Dio, o peggio, quando insultiamo la sua provvidenza. È la cosa più stupida che possiamo fare, tenendo conto che di Dio conosciamo tanto poco. Sappiamo però una cosa con certezza, ce l'ha detta Gesù: Dio ci è Padre e ci vuole bene. Lui ama tutte le sue creature, ma con una predilezione
particolare noi, i suoi figli, che lui ha redento con il suo Messia, morto sulla croce e risorto per la nostra salvezza. La Bibbia, il 144, bellissimo, che ci dice ciò che noi non dovremmo mai dimenticare di Dio. E dice così: grande è il Signore e degno di ogni lode. La sua grandezza non si può misurare. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere. Questo è il nostro Dio, un Dio infinitamente grande, amabilissimo e anche provvidente. Potremmo chiederci però qual è il comportamento reale di Dio con noi. È una domanda che ci può portare molto lontano. La risposta ce la dà Gesù alla fine della parabola dei lavoratori della vigna, quando questi lavoratori rimproverano al padrone la sua mancanza di giustizia con loro. Ma Dio non è ingiusto, non lo sarà mai. Oltre a dare a ciascuno il dovuto, Dio, che conosce profondamente le sue creature, mette a disposizione il suo amore con una modalità che noi non conosciamo. Innanzitutto questo padrone della parabola, piuttosto strano, dimostra un'attenzione sorprendente per ogni uomo che incontra sulla piazza senza lavoro, a qualunque ora del giorno. Scende in piazza al mattino, contratta con i primi lavoratori e promette a ciascuno un denaro secondo la legge, e poi ritorna in piazza tante volte alle 9, alle 12, alle 3 del pomeriggio, alle 5 della sera, e a quanti incontra rivolge sempre il suo invito: anche voi venite a lavorare nella mia vigna. Dio chiama l'uomo a collaborare con lui a ogni ora della nostra vita. Non tollera la nostra disoccupazione, il nostro far niente. Dio ci vuole impegnati. L'uomo deve sapere che c'è un progetto di salvezza nei suoi confronti grande, che ognuno deve realizzare, e questo il Padre lo vuole compiuto da ciascuno di noi. Fin qui, fratelli miei, siamo abbastanza d'accordo. Dio vuole la nostra piena realizzazione. Però, la seconda parabola, parte della parabola, realmente ci sorprende un pochino e bisogna capire bene. Giornata, il padrone dice al fattore di pagare i lavoratori, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Tutti ricevono un denaro come d'accordo, ma i primi lavoratori si considerano trascurati, non considerati, e mormorano contro il padrone. E uno di loro dice: tu hai trattato questi ultimi come noi, che abbiamo faticato tutta la giornata. Ma il padrone dice a uno di loro: amico, io non ti faccio torto. Non abbiamo concordato per un denaro? Sì. E allora prendi il tuo e vattene. Se
se no non posso fare del mio quello che voglio, oppure tu sei invidioso perché io sono buono. A prima vista il comportamento del padrone ci lascia un po' perplessi. Il padrone ha ragione, non c'è dubbio, ma secondo noi chi ha lavorato di più, ha un po' di ragione di lamentarsi. Gesù difende il padrone e lo dichiara giusto nel suo comportamento, ha rispettato la legge, ha dato quello che era d'accordo con loro. Ma quel padrone è giusto soprattutto alla maniera di Dio, che ha dato agli ultimi più di quello che meritavano, ma lo ha dato di sua iniziativa. Qui si afferma il primato della bontà del Padre. Il suo agire non contraddice la nostra giustizia, ma la trascende, va oltre, perché noi non conosciamo la misteriosità del suo amore. Se c'è una preferenza vistosa da parte di Dio, che Gesù stesso ha vissuto con difficoltà nella sua vita, criticatissimo da scribi e farisei che non capivano la sua missione e il suo amore verso i poveri, gli umili, gli ultimi. Questi sono i privilegiati del regno, destinati ai primi posti, mentre si troveranno all'ultimo posto i superbi, gli orgogliosi, i prepotenti di questo mondo, perché questa è la logica del Padre. Di fronte allora all'amore immenso del Padre non preoccupiamoci di come misurerà le nostre azioni un domani, non è il caso. Accogliamo invece l'invito di Dio a lavorare con Lui, a vivere bene la nostra vita, e qualunque sarà la nostra ricompensa, ricordiamocelo, questa sarà superiore a quanto meritiamo. Perché? Perché Dio è giusto, non solo, ma soprattutto Dio ci è Padre e ci vuole bene. Facciamo la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutta la visibile e invisibile, un solo Signore Gesù, unigenito Figlio di Dio, Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio.
di perdono. Aspetto la risurrezione dei morti. Fratelli e sorelle, sapendo che Dio è buono e ci cerca, rivolgiamo a Lui il nostro pensiero, il desiderio di incontrarlo, di lavorare nella sua vigna. Preghiamo insieme e diciamo: sostienici, o Padre, nel nostro cammino. Sostienici, o Padre, nel nostro cammino. Per la Chiesa, chiamata a orientare la buona volontà degli uomini verso Dio, insegna a riconoscere il progetto del Signore sul mondo. Preghiamo. Sostienici, o Padre, nel nostro cammino. Per coloro che sono chiamati a reggere la comunità civile, il Signore li illumini e li guidi a cercare il bene di tutti nella libertà, nella giustizia e nella pace. Preghiamo. Per chi è inquieto e in ricerca, sappia incontrare la verità della fede, scoprire le vie del Signore e cooperare per un mondo più giusto. Preghiamo. Per tutti i cristiani, prendendosi cura dei migranti e dei rifugiati, promuovano un mondo in cui ognuno possa restare nella propria terra e in essa vivere in libertà, dignità e pace. Preghiamo. Sostienici, o Padre, nel nostro cammino. Per noi qui riuniti, vincendo la monotonia del quotidiano, possiamo vivere bene la nostra fede, dandone una testimonianza luminosa. Preghiamo. Sostienici, o cammino. O Padre, che inviti ciascuno a mettersi con gioia al lavoro con te, suscita in noi il desiderio del bene, perché con la nostra buona volontà cooperiamo fattivamente alla crescita del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te per noi, bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi. Pregate, fratelli, che quella famiglia radunata nel nome di Gesù possa offrire il sacrificio a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni
Rendiamo grazie, Signore, veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre della verità, nella tua famiglia, nella scuola, comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo regno e loderemo nella tua misericordia. Con questa speranza, uniti agli altri, proclamiamo la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra, di tua gloria, Osanna. Cieli e che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di santifichi con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli consegnati alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede poi e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remittenza. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoria del Figlio che offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della vita, la spirito servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo, di Padre della tua Chiesa, di terra, e qui convocato la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri, diaconi, a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella resurrezione, nella tua misericordia, di tutti i defunti.
parte con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli. Preghiamo Gesù, Padre, Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, come in cielo. Per i nostri debiti, noi li rimettiamo a liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, alla beata e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non peccati, ma la fede dona le unità e fa la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli, concederci tutti voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello, colui che toglie i peccati, beata la cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo, riguardino per la vita. Canto numero 378. Resta con noi, Signore, alleluia. Tu sei frumento, Signor, degli eletti, tu sei il pane disceso dal cielo. Resta con noi, Signore. Sei la guida al banchetto del cielo, tu sei il pegno di gloria. Resta con noi, Signore, alleluia.
in fratelli, in padre, saremo un cuore, anima sola. Resta qui, Signore, alleluia. Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, aiuto con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi la nostra vita. Per Cristo nostro Signore, avvisi. Questa Chiesa celebra la giornate e del rifugiato. Giornali sono pieni di notizie sull'arrivo in forze di extracomunitari e delle iniziative governative proprio il fenomeno. Il Signore che dia luce ai politici, gli amministratori, perché possano risolvere con giustizia questo grosso problema. Si avvicina la festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, fondatore dei fratelli religiosi che portano il suo nome. Nel santuario vi saranno varie celebrazioni. Il giorno 3, per incominciare, il giorno 3 ottobre alle ore 18 si celebrerà il transito, ossia la
della Francesco. Sono invitati soprattutto coloro che appartengono alla famiglia francescana. Signore sia qui, vi benedica Dio Onnipotente, Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Se finite andiamo in pace. Una buona domenica a tutti. Il 283. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per aiutare ad accogliere il figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata così dolce al tuo Signore, aiutaci ad avere il figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che hai portato dolcemente d'amore, aiutaci a cogliere il figlio tuo. Maria,